Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha inaugurato il nuovo centro polifunzionale della cooperativa Rosa Canina di Montebelluna. La nuova struttura, finanziata grazie a 2 importanti donazioni private, garantirà la possibilità di lavorare a 25 disabili che vi svolgeranno operazioni di assemblaggio in conto terzi. Siamo cresciuti negli anni, in 27 anni, e pertanto c'è un problema logistico di spazi, perché la normativa prevede determinati standard. È una struttura all'avanguardia che consentirà ai ragazzi di vivere un'esperienza di lavoro e di crescita in logica di dialogo con la comunità, perché poi questo spazio sarà fruibile anche dalle altre associazioni che operano in città. La mia presenza qui, ha spiegato il governatore, non è solo un doveroso omaggio a Renato Cima e ai suoi volontari, ma anche il modo per lanciare un messaggio. Lavorare per la comunità, occuparsi del sociale, fare sacrifici perché qualcuno che non ce la fa sia aiutato è importante e fa notizia, soprattutto in questo momento non facile. Certo è che se un grande valore è il nostro, che è quello di avere una persona di 5 che fa volontariato, dall'altro siamo nella difficoltà davanti a un governo che continua a tagliare. Anche quest'anno tagliati 422 milioni per la sanità e tagliati 44 milioni poi alla fine molto sul sociale. Diciamo invece che il vero valore di un territorio, di una società che si definisce civile, è proprio il servizio che siamo in grado di erogare ai più deboli.